In una città come Venezia, dove i posti letto in strutture ricettive extra-alberghiere sono circa 48.000, più della metà dei posti letto turistici complessivi, le nuove norme annunciate dal ministro del turismo Daniela Santanchè e attese entro fine maggio sono viste con notevole preoccupazione. Chi affitta le camere ed ha e alle spalle un'organizzazione quale lavanderia industriale, quale governanti, quindi donne delle polizie, quella è un'attività imprenditoriale. Ecco, quindi dobbiamo iniziare a capire chi è imprenditore e chi non è imprenditore. L'obbligo ad esercitare per un massimo di 120 giorni l'attività da suddividere nell'arco annuale non solo andrebbe a non risolvere il problema della residenzialità, ma rischierebbe di incrementare l'abusivismo. Dietro le locazioni ci sono sacrifici di proprietari, di persone che ha creduto in questo lavoro e ci crede, che hanno fatto dei mutui, degli investimenti, eccetera, eccetera. Non si può dire oggi di chiudere e non esercitare più la professione. Alcune norme potrebbero essere controproducenti anche in centro storico a Venezia. Il cambio di destinazione d'uso, anche quella non mi sembra corretta. Significa trasformare le città d'arte in strutture alberghiere, con gravi disagi per la popolazione, per la città. Voi pensate un condominio dove abbiamo degli appartamenti che vengono trasformati in alberghiero.